Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura il punto sulla situazione migranti a Lampedusa, momenti di caos ieri sera quando in meno di un'ora sono avvenuti 13 sbarchi. Procedono intanto i lavori per la costruzione dell'hotspot a Porto Empedocle. Per domani è previsto invece l'arrivo del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Incidente nella notte a Palermo, coinvolto una volante della Polizia di Stato che si è ribaltata dopo lo scontro con un'altra auto e il bilancio di 3 feriti. Un altro sinistro ha avuto luogo invece ieri sera in piazza Vittorio Emanuela d'Agrigento, vittima una ragazza di 24 anni investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sarebbero gravi. Condannati in primo grado per omicidio colposo 3 dei 4 imputati per la morte di Alessandro di Trapani, l'operaio morto bruciato nel maggio 2014 su una nave della società Traghetti delle Isole ormeggiata fuori dall'area di Fincantieri. L'unico imputato assolto è Natale Pizzimenti, il direttore di macchina della motonave. C'è un nuovo pentito per quanto riguarda il traffico di droga tra Palermo, Trapani e alcune zone della Calabria. Si tratta di Antonino Tranchida, 37 anni ed è originario di Paceco. Nelle diverse deposizioni il collaboratore di giustizia ha confermato che la marijuana viene coltivata nelle campagne di Partinico, mentre la cocaina viene fornita dai pesci di Rosarno a Reggio Calabria. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Il TG Flash ritorna più tardi. Arrivederci.